Fronte della sanità, di sanità si occupa il sondaggio di oggi. Allora saluto e ringrazio per essere collegato via Skype Giorgio De Carlo, founder di Queris. De Carlo, ben ritrovato, buonasera. Ben ritrovati, buonasera a voi, grazie. Allora, oggi ci occupiamo di sanità e di come la sanità, che è diventata insomma uno dei punti, forse il punto principale dell'agenda politica in questo momento, viene percepita dai veneti. Che cosa ha chiesto ai veneti e come hanno risposto? Sì, al nostro campione consueto di 500 veneti abbiamo chiesto in piena pandemia quanta fiducia ripongono nei confronti del sistema sanitario pubblico. E il dato è assolutamente confortante perché l'85% degli intervistati dichiara di avere molta o abbastanza fiducia, laddove addirittura molta fiducia è affermata dal 30% degli intervistati. Quindi c'è un'ottima valutazione rispetto al nostro sistema sanitario pubblico. Di converso abbiamo chiesto ai nostri intervistati se nel corso dell'ultimo anno hanno sostenuto delle spese mediche al di fuori del sistema nazionale, cioè utilizzando delle strutture private. E l'informazione è molto interessante perché oltre il 60% degli intervistati dichiara di averlo fatto, cioè di essersi rivolto al sistema privato con una motivazione principe e assolutamente principale rispetto a tutte le altre, che è quella del tema delle liste d'attesa troppo lunghe. Cioè la motivazione principale per il ricorso a strutture private è legata al fatto, non alla qualità del servizio, ma al fatto che ci sono delle liste di attesa che sono considerate troppo lunghe. In questo caso abbiamo una netta prevalenza delle donne rispetto agli uomini, mentre per quanto riguarda invece la classe di età non notiamo delle differenze particolarmente importanti. Infine abbiamo chiesto ai nostri intervistati se comunque ritengono che nel corso degli ultimi 2 anni, ripeto, le interviste sono state fatte in piena pandemia, quindi un mese fa, il servizio sanitario veneto sia rimasto invariato, peggiorato o migliorato. La risposta è a favore del servizio sanitario veneto perché 1/3 degli intervistati più o meno ritiene che sia peggiorato, mentre il resto degli intervistati ritiene che o abbia mantenuto la efficienza che aveva 2 anni fa, il 45%, o addirittura sia migliorato per un 22,5%. Grazie a Giorgio De Carlo, founder di Queris, e naturalmente l'appuntamento è alla prossima puntata di Piazza Politica. Buonasera e grazie De Carlo. Grazie, arrivederci, buonasera.